Direi che possiamo già cominciare in perfetto orario, perché in perfetto orario abbiamo già riempito questa sala tanto quanto era possibile. Più di così era impossibile. Speriamo che nel futuro, nelle prossime cose che ci hai promesso, la sala sia più agibile da tutti e quindi possano entrare anche quelli che oggi restano fuori. A me, come a nome dell'Istituto Veneto, tocca un saluto, un grazie, una dichiarazione di soddisfazione per questa iniziativa che per noi è particolarmente importante per molte ragioni. La prima ragione è il fatto che si riapre la nostra attività pubblica dopo un periodo complicato, che è ancora complicato, ma che comincia comunque già a muoversi. È la prima vera iniziativa di carattere generale che riusciamo a fare, che siamo in condizione, che possiamo legittimamente fare. Questo è già un elemento di grande soddisfazione, ma la soddisfazione cresce tenendo conto che questa mostra è stata organizzata e ha alle spalle il lungo lavoro di un nostro socio. E anche questo per noi è una soddisfazione, che sia cioè un socio nostro che riesce a proporvi una cosa così importante e così interessante. La soddisfazione è ancora maggiore perché al nostro socio Montanaro abbiamo già chiesto, abbiamo già detto e lui ci ha già promesso che ci sarà un seguito per altre cose della sua enorme, straordinaria collezione. Di questa prossima mostra devo dire che sono il lieto colpevole, e che la colpa è la mia ignoranza. La mia ignoranza nel momento in cui abbiamo visto quello che ormai era pronto sostanzialmente quasi per essere aperto, già per essere aperto. E da ignorante ho fatto una domanda, dico sì, sono molto belle queste foto, storicamente sono importanti, sono l'idea della preziosità della raccolta che hai messo in essere, anche di fotografie, oltre a tutto il resto, in anni di passione. Dico, volevo aggiungere però che è una Venezia che mi sembra la Venezia di questi giorni, è una Venezia vuota, una Venezia senza le persone. Lui mi ha subito corretto, cioè mi ha insegnato, diciamo meglio, se permetti. Invece di sgridarmi mi ha detto sì, ma perché la tecnica fotografica allora non permetteva foto dove ci fossero persone che magari osavano muoversi, perché occorreva stare, e questo è un po' il motivo per cui, per colpa mia, per merito suo, c'è stato l'impegno a un seguito in cui comparirà anche la persona in quella Venezia che ormai si poteva fotografare anche con presenze umane. Devo dire, piace anche una cosa ulteriore. Noi siamo stati chiusi come istituto, inevitabilmente, per norma, per settimane e settimane e settimane. Avevamo una serie di iniziative che si sono bloccate, che ora poco per volta ripartiranno, e stiamo già programmando questa ripartenza. Però è un dato di, lo ripeto, abbiate pazienza se mi ripeto, di straordinario piacere che possiamo riaprire rendendo grazie e profittando di un nostro socio. Cioè è il doppio significato che per noi Istituto Veneto ha questa mostra. Io non voglio farvi perdere altro tempo, non voglio dire troppe cose che non servono a niente, soltanto a farvi sperare che finisca presto per ascoltare lui e i relatori. Ma devo ringraziare, prima di tutto perché ha organizzato la mostra, secondo ma sempre a primo punto, chi viene per illustrarne il carattere e soprattutto ringraziare voi che siete venuti dandoci un appuntamento per la prossima puntata. Su questo siamo d'accordo, spero. Assolutamente sì. Grazie allora, grazie. Io mi riarmo e vi lascio. Grazie. Grazie professor Ortalli, grazie.
E naturalmente io sono incantato da voi e da tutta questa lotta per il posto, fra virgolette, perché purtroppo si è dovuto fare le prenotazioni e tutte queste cose qui, quindi vi ringrazio della pazienza, ringrazio quelli che magari stanno arrivando adesso e che sono rimasti fuori, ma queste sono le regole, e tra l'altro è rimasto fuori anche uno dei relatori, probabilmente per l'emozione, tra l'altro un pochino anche del posto. Io qua ho fatto di tutto di più, ho fatto Silvan, ho fatto Méliès, ho fatto tante cose, quindi quando poi ho avuto l'altissimo onore di essere inserito all'interno dei soci, in realtà ho avuto anche la presunzione di sentirmi un momentino a casa, quindi chiaramente sono sempre un po' emozionato anch'io, però ho il conforto di conoscere il luogo, di conoscere le situazioni, i collaboratori che ringrazio fin da adesso. Però Alessandro Rizzardini, che è uno dei due motori dell'operazione, che è soprattutto, che ha fatto partire tutto quello che poi vedrete dall'altra parte, e le scoperte, le cose che magari non si sapevano, eccetera, insieme a Massimo Stefanutti, era qui, e quell'affarino di plastica con LED, che la prima volta che io ho rimesso piede a Palazzo Loredan per riprendere in mano la mostra 2 settimane fa, a me ha fatto vedere 33, che voleva dire che ero vivo, perché dica 33 era quello che dicevano i pittori, ma ho cominciato a pensare ad un freezer, perché dico qua, se scendesse siamo a posto, insomma. E invece in 2 settimane sono arrivato a 36. Oggi pomeriggio ero 36,2. Stamattina 35,8. Quindi la vita ci scandisce anche in questa chiave qua, in questo periodo. Mentre Rizzardini, se riesco, vi manderò un saluto, quindi cominciamo con Alessandro, che non posso ovviamente non ringraziare assolutamente. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Gentili tutti, dovete scusarmi, ma all'ingresso ho avuto un problema con la misurazione della febbre. Ho un po' di febbre, per cui è giusto che io rimanga al di fuori della conferenza. Posso solo che mandarvi i saluti, i ringraziamenti al Presidente dell'Istituto per avermi accolto e avermi dato l'opportunità di questo appuntamento. E spero che non sia nulla di grave, semplicemente ho un colpo di calore dovuto al caldo di queste ore e eventualmente, se non succederà nulla, io sono a disposizione per amici, conoscenti o quant'altro per accompagnarli nel percorso della mostra. Un caro saluto a tutti, buona conferenza e un arrivederci a presto. Ecco, Alessandro, in realtà, ecco, se vogliamo vedere, magari Massimo, dillo anche tu, subentra. Allora, premetto, l'anno scorso ho fatto un altro piccolo ricordo nel mio spazio di Naia, che ha fatto rinascere sensazioni e amicizie, e ha fatto venire fuori che, uso un termine che non è molto bello forse all'Istituto Veneto, 2 cani da tartufo, Stefanutti e Rizzardini, stavano scavando in preture, archivi di Stato, dopo racconterai un po' tutte le disavventure a Milano soprattutto, eccetera. Ovviamente quando noi parliamo di Naia e parliamo di Milano, parliamo del Regno Austro-Ungarico ancora, no? Gli anni 50 dell'Ottocento, eccetera, quando Naia ha rifatto il giro, la moglie e quant'altro, e quindi in realtà, diciamo, di molte delle cose che si sapevano non c'era documentazione, molte delle cose che potevano essere anche accadute non esistevano, e soprattutto, cosa ancora più incredibile per colui che prima di Naia ha cominciato a fare le fotografie a Venezia, e non era neanche lui veneziano, era uno svizzero, che Rizzardini ha scoperto che svizzero sì, ma nato a Milano, quindi era nato nel regime austro-ungarico, poi era finito in Svizzera, poi in Francia a imparare a grattare il vetro, a fare l'ottico, ed era venuto Carlo Ponti a Venezia e aveva impiantato una bottega, e siccome gli hanno chiesto di fare le prime lenti
per fare macchine da daguerrotipo, ha cominciato subito dopo, a fare anche le fotografie, cogliendo intorno tutta una serie di personaggi. Ecco. Di Ponti il paradosso vuole, e Tornatore ci fa un baffo, non esiste una fotografia. Del primo che ha cominciato a fare le fotografie a Venezia, non esiste una sola immagine, compreso Vevey, dove in Svizzera c'è un grandissimo museo di fotografia, che io ho cercato di attivare, e anche loro non ne sanno più di tanto. Abbiamo scoperto, e Rizzardini poi, passando i giornali, ha trovato proprio la notizia della sua morte, che è morto abbastanza in povertà e, ripeto, Tornatore ci fa un baffo, cieco. Il fotografo, l'ottico, muore cieco a Venezia, e tra l'altro anche in una situazione un pochino di disagio. Vabbè, ma questo è sempre un altro discorso. Invece di Naia si sapeva altrettanto poco come movimenti, eccetera, e in particolar modo si sapeva poco. Proviamo a vedere qualche immagine. Ecco. L'arrivo a Naia a Venezia, il censimento 1857, e cioè Rizzardini è arrivato a scavare proprio i documenti ufficiali, cercare di capire dove aveva preso stanza, tra l'altro qui alla Salute, il primo indirizzo mi pare fosse vicino alla Salute, no? Dopo leggerete tutto sull'Archimede, io l'ho sfogliato perché prima della mostra e prima di tutto il resto c'è stata l'idea di fare questo numero della rivista. Io ho questa rivista che esce quando può, ma solo ogni due anni prima che esca un numero, se non perdo la testata, si chiama l'Archimede, in onore di qualcosa che viene prima ancora della fotografia, di un altro che grattava il vetro, cioè di Biagio Burlini, ottico in Rio dell'Orbesin a Venezia, e questa è una carta d'involto con l'insegna di questa sua bottega, e mi è venuto, quando ho pensato di fare la rivista, di farla partire da qualcuno che era proprio per lavoro legato a quel sistema che noi conosciamo oggi, assolutamente indispensabile per riprodurre le immagini, cioè le lenti, che è fondamentale. Beh, comunque. Allora, nell'Archimede pensavamo di convogliare tutta una serie di ricerche, ed ecco che questi due filoni sono partiti da un lato la parte più strettamente collegata alla residenza, ai documenti, dove ha abitato, con chi, quando, eccetera, eccetera, mentre la seconda parte, ecco qua il posto dove adesso c'è un'associazione culturale che fa Micromega, che fa le conferenze dedicate alla cultura, ed è il piano terra di questo palazzo, dove sopra c'era anche l'abitazione appunto di Naia. Tra l'altro siamo nella zona, lui San Maurizio, e quando mancò fecero proprio il funerale di fronte qua alla chiesa di Santo Stefano. Quindi siamo a casa Naia praticamente, stando qua intorno. Le cose che tra l'altro Rizzardini ha ricercato, e poi c'è anche una piccola scoperta indiretta, perché poi avevamo puntato tutto su una cosa invece su un'altra, non avendo appunto questi approfondimenti. In realtà c'è, che intrigava molto Rizzardini e intriga tuttora un pochino tutti noi, il discorso della moglie, una moglie più giovane, fresca, di origine slava, e tra l'altro poi Rizzardini scopre che quando Naia arriva a Venezia e fa la sua prima firma per dire mi sono trasferito qui, c'era un'altra moglie di cui non c'è altra traccia né prima né dopo, che a quanto pare deve essere morta, però tracce non ne sono state ritrovate. Poi finalmente con questa Ida nasce qualcosa, non hanno figli, c'è questo rapporto che a un certo punto si contagia d'arte, e esiste uno scultore importante, Dalzotto, che diventa amico di famiglia e che sarà colui che poi, quando nell'82, 1882 Naia morirà, sposerà Ida, la quale morirà nell'89, quindi un matrimonio che non è durato moltissimo. Dalzotto continua con Ida, erede, a portare avanti il laboratorio, che ha un altro elemento fondamentale, Tommaso con un M sola Filippi, studente dell'Accademia di Belle Arti, che entra subito, quando ha finito, nel laboratorio di Campo San Maurizio, diventa il tecnico di laboratorio, e probabilmente colui, vedrete nella mostra, c'è un mezzo imperiale colorato con tempera e acquerello, i chiari di luna con i colori, e con tutta probabilità
Filippi è proprio colui il quale non solo nel laboratorio comincia a fare degli esperimenti gradevolissimi per quello che riguarda la professionalità di Naia industriale, il vero primo grande industriale della fotografia per Venezia, e che poi all'inizio del Novecento si metterà in proprio, e credo che qualcuno di voi, se ama la fotografia, avrà seguito. Ci sono già state 2 o 3 mostre, una alla Querini, poi anche a alla Villa Reale di Stra, con catalogo, con delle cose non sempre di grande, secondo me, qualità e fascino. Io ho avuto per le mani, un po' dimentico oramai, così diventa vecchi, delle volte anche la memoria fotografica funziona fino a un certo punto, ho avuto per le mani un bel pacchetto di queste foto, non mi piacevano, poi quando ho capito che in realtà erano di Filippi e facevano parte di un percorso che aveva a che vedere con la documentazione della storia della fotografia a Venezia, ho dovuto anche ricorrerle e mal me ne incolse, perché le pagai molto di più naturalmente. Comunque, vabbè, questo è un piccolo problema mio e qualche volta si scantona, delle volte anche senza volere. Per tornare a Dal Zotto fino a un certo momento, pur essendosene andato via Filippi, continua a gestire la fabbrica e tutto il resto, e poi a un certo punto si chiude. Anche qui forse sarebbe da approfondire. In realtà credo che molto materiale rimanga, e c'è Vanzella, Giuseppe Vanzella, un grande antiquario e collezionista fotografico di Treviso, il quale ha acquisito del materiale ritrovato proprio da un restauro fatto a San Maurizio, in un anfratto, in una specie di doppio fondo, una cosa del genere. Una quantità notevolissima di chiari di luna li ha presi, e quindi è riuscito anche a avere effettivamente poi dei materiali rari. Io non ne ho molti, quelli che ho li vedrete dalla parte di là, e sono sufficienti per capire comunque l'evoluzione di tutto questo. Dal Zotto, che poi a un certo punto cede a Böhm, che è un'altra ditta che nasce nel Novecento a Venezia per riprodurre quadri e vendere riproduzioni di quadri come gli Alinari, come Ponti e come molti altri di quelli che lavoravano a Venezia. Adesso sono verso la fine, quindi diremo anche 2 parole di questo. Questo materiale esiste ancora, è la famiglia Turio che lo custodisce, che ringrazio perché mi hanno prestato una lastra originale di una fotografia, probabilmente già dell'era non proprio Naia ma dell'era Filippi, quando Filippi si interessava del laboratorio e aveva cominciato a fotografare, come il nostro presidente Ortali ha detto prima, in realtà a fotografare finalmente la gente a Venezia che si muove, che ha una vita insieme alla bellezza della Venezia deserta. E una parte ancora di questo materiale invece finirà al museo Correr, cioè la collezione Correr, ed è adesso a Palazzo Fortuny. E anche lì forse c'è da fare un affratellamento fra tutte queste ricerche, perché ogni tanto viene fuori un pezzo. Da Palazzo, l'anno scorso hanno fatto una bella monografia dedicata a questa collezione di lastre Naia, e effettivamente il titolo, avendo solo le lastre negative, è La bellezza del bianco e nero, e quindi ci dovrebbe essere Cristina Daroit, ecco, giustamente davanti a me, e le ho detto: se vieni io ti voglio smentire, e dopo vedrai i colori, li conosci già naturalmente. Quindi lei parla del suo, io parlo di cose molto più piccole come quantità, ma che comunque danno più varietà. Scusami, non t'avevo davanti, non t'avevo ancora vista. Ecco, quindi diciamo che per un po' concludere, diciamo ancora che da un lato stanno benissimo le cose a Palazzo Fortuny, che magari avesse continuato come era partito inizialmente solo con la fotografia, ma lasciamo perdere una volta tanto, oggi sarò tutto meno che brontolo. Però una delle cose che al presidente Ortali dissi appena entrato come socio nell'istituto sarebbe stato proprio quello di ragionare sulla fotografia a Venezia, sui depositi della fotografia. Quindi mi impegno di poi tallonare, perché magari una volta ripresa l'attività, con molta più fatica naturalmente, data questo fermo di 3 o 4 mesi, magari fare finalmente il punto su questa cosa, cioè la fotografia a Venezia, chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, come viene tenuta, se si può fare in modo che esista qualche istituto privato, pubblico, comunale, provinciale, regionale, non so cosa e compagnia, che
in qualche modo definisca che vada oltre i 3 occhi, perché mi pare che abbiano acquisito materiali, si fanno le loro mostre, ma giustamente, perché no, nessuno glielo può impedire, però un qualcosa che abbia più forza nei confronti dell'immagine nella città, forse più fotografata, più filmata del mondo, che ha avuto il coraggio nel 1932 di dire che quello che per molta gente era semplicemente un basso elemento per fare soldi, cioè si chiamava cinematografo, invece era arte, forse si meriterebbe qualcosa di più relativamente a tutto questo, a parte la passione di qualche privato, che sarà sempre alla base di collezioni, di musei e di altre cose, e noi sappiamo che nella storia dell'umanità le collezioni più importanti sono nate proprio dalla lungimiranza, non certo mia, perché fossi più ricco vi assicuro che avrei molte più cose, eccetera. In realtà io faccio quel poco che posso, cercando di selezionare e fare in modo che alle volte tutto abbia quantomeno una possibilità di raccontare un pezzo di storia parcellizzato, ma in maniera abbastanza completa. Una cosa importante e arriviamo a Massimo che sta già... andiamo avanti a vedere un po' le... Figati, perché volevo far vedere la faccia. Allora, vuoi dirlo tu? Allora, una delle ricerche, qua c'è il testamento olografo, ci sono altre, cioè tutti i documenti che troverete nell'Archimede. Tra l'altro l'Archimede è già in rete, se voi andate www.archiviocarlomontanaro.it lo trovate non scaricabile in rete, potete leggerlo e guardare. Eccezionalmente poi quando passeremo dalla parte di là con una congrua offerta liberale, magari una copia cartacea, potete anche portarle via, Medenama, perché noi li stampiamo questi, quindi alla fine se rientra qualcosa ne faccio un altro subito, insomma non è che... Allora, la cosa divertente, qua c'è Dal Zotto, c'è l'unica foto di Filippi che ha i baffoni, e sotto c'era l'ipotesi. Che fosse la Ida Alessia. Ida. E invece? Noi tendavamo che fosse, non quella col cappellino chiaro, ma col cappellino scuro, che in modo oramai intimo. Oggi mi è arrivata l'ultima fotografia che io credo di aver identificato, che avevo comperato, che io chiamavo la nasona, perché effettivamente come appendice era un po' più... E in realtà probabilmente è l'altra, che io consideravo invece la governante, perché aveva sempre il collettino un po' frufru intorno, eccetera, eccetera, e tra l'altro li troverete anche in una delle foto di Palazzo Ducale, che sono anche nella collezione del Corriere di Palazzo Fortuny, e io ne ho trovata un'altra in successione perché sono la stessa foto con qualche elemento che si sposta. E invece, grazie agli articoli dei giornali, adesso abbiamo realmente una foto e una pittura con la certezza di Ida, che mi è stata mandata da un erede non so di che ramo di Dal Zotto, che mi verrà a trovare domani mattina, e vediamo se saltano fuori un altro po' di cose. Velocissimamente, allora c'è nell'Archimede anche un viaggio a San Michel, dove una discreta parte dei pionieri della fotografia veneziana sono sepolti, quindi ha trovato Alessandro Rizzardini le tombe, insieme alla tomba di Dal Zotto, che ha dentro anche Ida e Naia. E quindi ecco che c'è questo triangolo virtuale che Rizzardini ha supposto, che probabilmente i legami fra Ida, Dal Zotto e il marito in qualche modo prefigurano una novella che un certo Boido ha scritto e che poi un certo Luchino ha letto e ci ha fatto un film che qualcuno ha chiamato Senso, ma non perché faceva senso, ma perché era un bel film. Quindi in realtà abbiamo anche un po' di fiction, ed è una delle cose belle di una ricerca di questo tipo, che può in qualche modo far partire questo. Poi io nell'Archimede ho parlato di un qualcosa che è appena accennato nella mostra dell'alettoscopio, perché noi abbiamo, Massimo Stefanutti è in Italia l'avvocato per antonomasia delle cause legate al diritto d'immagine, e quindi lui si è appassionato nella ricostruzione di una parte che era avvocato, Naia, di temperamento un po' caliente e baruffante, e quindi da un lato era amico,
e poi è diventato competitore e quant'altro, e tra l'altro ha sempre vinto in tribunale, no? Quasi. Ecco, quindi adesso passo la palla a Massimo e ripeto, poi le cose che sono nell'Archimede sono in parte tra l'altro palpabili, perché Massimo ha potuto studiare i processi grazie a fotocopie o cose del genere, mentre all'Istituto Veneto non solo ho avuto delle carte relativamente a questo megalettoscopio, alettoscopio, questi strumenti un po' strani che sono l'oggetto di uno dei processi, ma anche perché poi ci sono dei libretti in originale che raccontano, stampati da Naia, dato che aveva vinto lui, si è anche stampato le relazioni degli avvocati, e quindi ecco che abbiamo anche la relazione di uno di questi processi in maniera dettagliata. Quindi io passerei la parola a Massimo Stefanutti, di modo che possa portare avanti quello che sta rileggendo nella storia, portando avanti realmente nella sua vita di tutti i giorni, perché, ripeto, quando si parla di immagini, se c'è qualcuno che può dire qualcosa, adesso è proprio lui, a parte il circolo fotografico, la gondola e tutto il resto. Non importa. E passo la palla a Massimo. Grazie. Grazie all'Istituto, grazie a Carlo e grazie a Alessandro Rizzardini, che qui purtroppo ci manca, e è un pezzo importante, perché il vero cane a tartufo è lui in un certo modo. Questa cosa comunque per me nasce molti anni fa, almeno 6-7 anni fa, quando da una conversazione che ebbi con Alberto Prandi dissi: ma io so che Naia aveva fatto delle cause, e lui mi disse: sì, c'è uno strano librettino, vai a vederlo in Marciana, processo per contraffazione di fotografia. Vado a Marciana, guardo questo libretto e capisco al volo che cos'è. Perché? Perché una volta gli avvocati, i grandi avvocati, quantomeno nella metà dall'Ottocento in poi, avevano l'abitudine di pubblicare gli atti dei processi che facevano, soprattutto quando vincevano, non solo quando perdevano, anche quando vincevano. Ecco. Ovviamente era un mezzo di marketing e di comunicazione enorme per l'epoca. Se voi pensate che all'epoca era tutto scritto a mano, non c'era nulla di scritto, non c'era la macchina da scrivere, non c'era il ciclostile, non c'era nulla, non c'era lo scanner ovviamente o cose di questo genere, o il computer, e quindi era tutto scritto a mano, e quindi questi libretti venivano a portare quello che è lo svolgimento di processi o comunque un pensiero giuridico in modo molto ampio. E quando ho visto questo libretto ho detto, l'ho letto da cima a fondo nel giro di un quarto d'ora, non è un libretto grossissimo, e poi ho fatto un pensiero: ma ce ne sono altri? E allora, scartabellando, andando a interrogare banche giuridiche, istituti, ho cominciato a trovare tutta una serie di libretti ma non solo degli avvocati, di Pascolato, che era l'avvocato di Ponti, ma anche di Bizio, che era l'avvocato di Naia, di tantissimi altri avvocati. Cioè praticamente c'è tutta una letteratura probabilmente sconosciuta, giuridica, nella quale a un certo punto si potrebbe attingere. Comunque, quello che volevo io era andare a cercare tutto quello che aveva scritto l'avvocato Leopoldo Bizio Gradenigo, che fu questo avvocato, grandissimo avvocato, che fu l'avvocato di Naia, e trovai tantissimi libretti. Difatti, di quelle che sono i 4 argomenti: il processo per contraffazione, quello autoscopio, quello contro Giobatta Brusa e il processo Guppil, a un certo punto io trovai tutta una serie di librettini in cui questi processi erano descritti nei particolari, dai quali ho potuto risalire a quelli che sono tutti i ragionamenti e alle sentenze finali. Tante cose non ho trovato perché spesso, ad esempio, purtroppo l'archivio di Stato a Venezia è praticamente inaccessibile per trovare certe cose. Non abbiamo trovato certe cose a Milano. Ma per tornare un attimo indietro a quello che doveva dire Rizzardini su queste cose, Rizzardini invece fece un lavoro soprattutto sui documenti, cioè di ricerca di archivio, e trovò veramente di tutto. Cioè, io sono veramente anche in imbarazzo nel riuscire a riassumere quello che lui ha trovato. Ha fatto un po' di slide che poteva lui raccontare. La prima questione, quando Naia arriva a Venezia, 1875, allora c'è questa prima traccia, c'è questo, scusate, 57, c'è questa prima traccia,
c'è il foglio, eccolo qua il foglio di arrivo, c'è il censimento, il primo censimento italiano del 1869 in cui lui si dà già residente qui in Campo San Maurizio, nel quale nel censimento c'è già dentro la Ida Lesiak. Attenzione, Ida Lesiak Stipanovic, perché Ida Lesiak era sposata con tale Stipanovic, che poi andò ad Alessandria d'Egitto e lì si persero ogni tipo di traccia. Anche Naia era sposato, la moglie si chiamava Paola Lombardi, che era del 32, non si sposarono propriamente, che era del 1832, anche di questa persona non si trovò più, facemmo delle ricerche anche su in Piemonte, ma non si trovò più assolutamente nulla. Quindi quello che è il primo problema è se la Lesiak si sia sposata con Naia. La risposta è chiaramente no. Non abbiamo trovato nessuna traccia di questo. Ed è impossibile che sia sposata, perché o lei era bigama e lui era bigomo, a un certo punto, perché può essere anche questo, perché andando a cercare, ma non solo in quelli che sono gli atti nei registri di stato civile, ma anche in quelli che sono, siccome lei era protestante, era protestante, allora abbiamo cercato anche all'interno dei registri delle comunità protestanti. Abbiamo trovato degli atti suoi, della Lesiak, ma mai un qualcosa, anche perché probabilmente, e qui Alessandro potrebbe essere più preciso, c'era un'autorizzazione per un matrimonio cattolico-protestante e c'era tutta una serie di passaggi da passare. Ma quello che taglia la testa al toro è un fascicolo che sappiamo che esiste, ma non l'abbiamo trovato presso gli archivi del Tribunale di Milano. Perché per sposare poi Dalzotto, la Lesiak dovette dimostrare di essere divorziata da Stipanovic. E c'è un fascicolo che ho trovato, ho indicato dov'era, mi hanno detto non c'è, è fuori posto, perché avevano appena trasferito l'archivio. Sostanzialmente, probabilmente lì c'era il buco, era magari 10 centimetri più in là. Ecco, magari esiste, allora quello avrebbe risolto molti problemi. Comunque, nonostante la Lesiak sia indicata come moglie in tantissimi atti, in tantissimi documenti, moglie assolutamente. Io e Alessandro siamo convinti che moglie non era ufficialmente, non c'era. E questo apre un'altra problematica molto importante sul testamento di Carlo Naia. Perché? Il testamento di Carlo Naia è stranissimo. È stranissimo perché ritrovato da Alessandro, eccolo qua. Questo è il testamento di Carlo Naia, che è datato 1880, lui muore il 30 maggio del 1882, ed è strano perché la scrittura probabilmente è di Naia, o forse non è di Naia. Cioè abbiamo a un certo punto fatto dei confronti con quelle che erano delle altre scritture da parte di altri atti che abbiamo trovato, sempre originali sicuramente, delle petizioni anche al prefetto, fotografie, anche in tante fotografie, ma ci siamo convinti che questa scrittura non sia, io sono convinto che non sia la scrittura di Naia. E c'è un'altra prova, che vicino a se questa è la scheda testamentaria data al notaio, vediamo, eccolo qua, questa invece è l'allegato alla scheda testamentaria, cioè il foglio che viene consegnato al notaio con i sigilli, con dentro il testamento. E qui, vedete, a un certo punto c'è una scrittura che dice io consegno questo foglio scritto di mia propria mano, guardate la firma di Carlo Naia, è una firma che viene fatta sostanzialmente sul letto di morte. Perché abbiamo fatto un'ipotesi forse un po' fantascientifica, ma neanche tanto, perché a pensar male ci si azzecca sempre. Chi era l'erede di Carlo Naia? L'erede di Carlo Naia era il nipote, l'avvocato Becchis, che era figlio del fratello. Che fine faceva lo stabilimento, il patrimonio, l'attività, tutto quello che c'era, andava nelle mani di un perfetto estraneo. Chi sono le 5 persone che a un certo punto, le 6 persone con l'AIDA, che firmano le schede testamentarie e l'accompagnamento al testamento? Sono une Filippi,
uno è Pozzi, uno è De Toni, sono i suoi collaboratori, sono quelli che lavoravano con lui, al che nulla di più facile che il testamento sia stato scritto e sia stato così, con un certo tipo di situazione, e alla fine sia stato una costruzione per salvare economicamente quello che è come dire, l'attività imprenditoriale. Perché la Lesiak non era moglie? Nulla, non poteva avere nulla. Gli altri si sarebbero trovati in mezzo ad una strada, perché sicuramente questo nipote non aveva nessun interesse per la fotografia, non ne fregava assolutamente niente. Che cosa avrebbe fatto? Avrebbe chiuso Baracca e Burattini. Io e Alessandro ci abbiamo ragionato molto su questa cosa e devo dire che secondo me regge a un certo punto. Adesso, per quel che è gli eredi Naia, ormai sono passati più di 100 anni, non c'è nessun problema. Quello che chi ha avuto, chi ha dato. Mi raccomando. Però questa cosa particolare e soprattutto questa firma di Carlo Naia, che prima dice questo l'ho scritto io di mio pugno e poi scrive in questo modo, lo vedete anche voi a un certo punto che queste cose non stanno in piedi. Piccolo particolare, il nipote Bechis poi fu tacitato con una bella somma di denaro, perché risulta anche questo. Ecco, quindi capite che a un certo punto che tutte queste cose vengono ad essere. Da un'azione, chiamo così, poco lecita, però il finale è lecito, cioè perché qui, ed è positivo, perché qui abbiamo un patrimonio che è rimasto a Venezia invece, ed è continuato invece di essere in quel momento disperso. Questo sono delle poche cose che vi dico, perché Alessandro mi avrebbe detto qualcosa di più anche sulla sua lettura, che va di senso, che è una lettura interessante, perché Camillo Boito fu il testimone di nozze, ecco, di Dazzotto, Lessiak, quando si sposarono successivamente. E ci sono degli accenni, devo dire, in questo tipo nella novella, a un certo punto, da cui viene tratto poi il film. Porta e fatto il film ci sono degli accenni di questo tipo di situazione. Comunque Alessandro parla molto bene, secondo me ve li andate a leggere su quella che è sulla cosa. Il mio ruolo invece è stato completamente diverso, perché a un certo punto, sulla scorta di questo materiale che io avevo già, poi lo conosco Carlo da un po' di anni, conosco Alessandro Rizzardini anche da un po' di anni, e a un certo punto abbiamo detto: ma perché non facciamo qualcosa e non facciamo una bella sinergia di forza? Alessandro Rizzardini ha continuato a trovare quelle che sono le sue cose, e io invece ho continuato a scavare in quello che è nell'altro settore, cioè quello che è il giuridico. Allora, nel settore giuridico abbiamo sostanzialmente 4 grossi contenziosi che coinvolsero prima Naia e poi la Lessiak come erede sulla base del testamento. Quindi onore e oneri per quello che cosa. E esattamente sono la causa dell'aretoscopio, megaloretoscopio, anfteroscopio, la causa per il processo per contraffazione contro Sargenti, Ponti, eccetera, una causa contro Giobatta Brusa e sempre Ponti per violazione del diritto d'autore, e una causa che invece subì la Lessiak dalla ditta Goupil di Parigi, invece si trova dall'altra parte perché la contraffattrice era lei a un certo punto, ed ebbe un processo perché rubò sostanzialmente delle immagini a questa ditta. Questa cosa, e leggendo queste cose, io mi sono fatto delle idee abbastanza precise. Io ho cercato prima di tutto di riassumerle in quella che è in modo anche, devo dire, traendo molti passi dagli atti che ho letto. Ma quello che mi interessa molto di più è fare un focus sui 2 personaggi principali di queste cause, che non sono le parti, ma sono gli avvocati. Chi erano? Abbiamo a destra l'avvocato Leopoldo Bizio Gradenigo per Naia e l'avvocato Alessandro Pascolato per Ponti. Allora, Bizio Gradenigo nasce nell'839, si laurea a 24 anni a Padova,
Bene, e muore nel 1921. Fu uno dei primi presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, circa mi pare tra il 19 e il 20, e quando era presidente degli avvocati succede una cosa molto particolare, che gli avvocati veneziani entrarono in sciopero. Fu uno dei primi scioperi degli avvocati veneziani, e forse anche nazionali, questo non sono riuscito ad appurarlo, e siccome lui era un uomo integro, tutto d'un pezzo, e l'avvocato non doveva scioperare, si dimise da presidente degli ordini degli avvocati. Questa è una cosa che ho trovato su un piccolo appunto in Marciana. Mentre Pascolato nacque nel 1841 e morì nel 1905. Pascolato fu anche ministro delle poste e telegrafi in uno dei tanti governi post-unitari. La cosa particolare è che la prima causa, che è la causa del rotoscopio, comincia nel 1868. Bene, Bizio ha 29 anni. Non era un vecchio avvocato, era un giovane avvocato rampante, però era un giovane avvocato che si affermò immediatamente. E Pascolato, che a un certo punto che arrivò in questa causa qualche anno dopo, anche lui era un trentenne. Quindi abbiamo una causa fatta non da due vecchi esperti marpioni legali, ma abbiamo da due giovani e rampanti avvocati. E si legge e si capisce questo dagli atti, da come scrivono, da quello che dicono. Devo dire che Bizio Gradenigo fu un avvocato a tutto tondo, cioè nel senso che le sue preparazioni vanno dal civile al penale, cioè patrocinò tantissime cause penali e anche con risultati molto lusinghieri. Ma la grande dote di Bizio Gradenigo è molto più dell'avvocato Pascolato, che Bizio Gradenigo era un avvocato che si informava. Se andiamo a leggere il processo per contraffazione di fotografie, c'è tutta una parte nel quale lui va a citare autori francesi dell'epoca. Cioè, signori, non c'era Amazon quella volta, non c'era internet, non è che si poteva ordinare un libro e questo ti arrivava in 24 ore e ce l'avevi. Qui lui praticamente si informava, e ovviamente la materia era una materia molto specialistica, perché nel processo di contraffazione deve affrontare un quesito fondamentale. La fotografia viene tutelata dal diritto d'autore o no? Perché la legge del 1865, che è la legge base, la prima legge postunitaria, parlava delle opere dell'ingegno che potevano essere tutelate, ma non parlava della fotografia. Quindi la fotografia veniva ad essere comunque ricompresa in questo ambito, anche se c'è una sentenza di Cassazione dello stesso anno che dice che il fotografo non è altro che un industriale meccanizzato. È una espressione fantastica a un certo punto, però che rivela quella che è tutta l'incertezza, che c'è tuttora, perché non è che le cose dopo quasi più di 180 anni siano cambiate, l'incertezza nel capire cosa sia la fotografia e nel poter ben inquadrare la fotografia all'interno del diritto d'autore. Perché? Perché la prima causa al mondo è quella di Maier-Persson, la foto di Cavour che trovate esposta, ne ho una io e una c'è la professor Zannier, non so se ce ne siano altre, proprio queste originali, in cui viene plagiata, praticamente copiata da questa, e viene prodotta praticamente la prima sentenza, nella quale anche qui i giudici parigini non dicono, perché la domanda era: la fotografia è arte e quindi può essere tutelata come arte a livello di diritto d'autore? I giudici parigini dicono sì, no, in qualche caso forse, perché. Ecco, questa è questa incertezza che va tuttora, perché io che continuo a fare cause di fotografia devo spiegare ai signori giudici che la fotografia non è arte, ma la fotografia è qualcos'altro, che la fotografia è un mezzo di espressione, un mezzo di comunicazione, si qualifica per la sua funzione, si qualifica per il suo uso, e ogni fotografia deve essere in qualche modo tutelata in quanto espressione dell'ingegno umano.
ma questo penso non si capisce, ma comunque non lasciamo perdere questo tipo di discorso. Comunque in questo processo per conservazione di fotografie, che è il primo processo da cui io sono arrivato, abbiamo un bello svolgimento di questo processo, che è un processo penale, non è un processo civile, nel senso che Naia praticamente denuncia una serie di fotografi, ed esattamente Sargenti, anzi la vedova Sargenti, Cohen, Salviati, Conti e Perini, per aver riprodotto delle sue fotografie, o meglio, non erano delle fotografie, erano delle fotografie di quadri che erano state ritoccate dal Markovic sul negativo e poi venivano stampate e vendute. Allora ovviamente la concorrenza imprenditoriale all'interno di Venezia portava anche questo tipo di situazione. Si fotografavano queste fotografie e si spacciavano come proprie. Naia non ci stava, fa la denuncia penale, fa un primo processo che perde per un fatto formale, ma fa un processo di appello nella quale viene dato come vincitore. Il tema principale di questo processo è come tutelare la fotografia. La sentenza finale svicola questo tema perché praticamente riconosce a questi fotografie e quindi a questi negativi ritoccati la possibilità di essere un prodotto artistico. Questo è il senso, però nulla ci va a dire su quello che è il punto principale, se la fotografia e come la fotografia deve essere tutelata dal punto di vista del diritto d'autore. E questa è la prima causa nella quale Pascolato a un certo punto si scontra con Bizio. Bizio ne esce pienamente vincitore. Gli atti di Pascolato che sono stati trovati, sono poco convincenti, cioè devo dire sono atti scritti da qualcuno che non dico che non si è studiato tutte le cose, ma che non ha il punto di vista allargato di Bizio, perché Bizio ha un punto di vista assolutamente a 360 gradi, cioè lui considera tutto, scrive dappertutto, è precisissimo in quello che dice, i suoi riferimenti bibliografici sono perfetti e meravigliosi. E alla fine a un certo punto la Corte d'Appello di Venezia gli dà ragione. Il bello di questa sentenza, che è data dalla Corte d'Appello seconda sezione penale promiscua, è che ha un presidente che si chiama consigliere Bartolini. Questo consigliere Bartolini, dopo l'uscita della sentenza, fa un commento su temi veneti che Bizio riporta alla fine, ed è un commento anche qui di un magistrato che non solo si è letto le carte, ma si è anche studiato quello che è a fondo un argomento, con gli stessi strumenti che aveva Bizio. L'altro processo, invece, in cui loro si trovano davanti, è il processo per l'aletoscopio, che è precedente a quello della contraffazione di fotografie. È un processo che non è sul diritto d'autore, ma sul diritto industriale. Perché? Ponti inventa questo aletoscopio. Ha un sacco di riconoscimenti. Viene presentato il 15 aprile del 1861 proprio qui, all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Però Ponti a un certo punto fa un errore, si dimentica di rinnovare il brevetto. Questo brevetto diviene di pubblico dominio. Ognuno può costruire aletoscopi. Cosa fa Naia, che a quell'epoca collaborava con Ponti? Costruisce l'aletoscopio. Fa costruire l'aletoscopio dallo stesso da cui lo faceva costruire Ponti. Tra parentesi, usa lo stesso artigiano. Allora, anche a un certo punto Ponti non ci sta. E allora apre non con l'avvocato Pascolato, ma con un avvocato che si chiama Renzovic, tutto un contenzioso in cui chiede un sequestro, gli concedono un sequestro, cerca di dimostrare che il brevetto è ancora valido e soprattutto però cosa fa poi Ponti? Comincia a costruire altre due macchine, il megaletoscopio e poi l'anfteroscopio. Allora, domanda: cosa sono queste due macchine? Perché questa è la domanda Nel primo processo si dice che aletoscopio, megaletoscopio e anfteroscopio sono tre macchine diverse. Questo è l'essenziale. Sono tre macchine diverse. Quindi, praticamente, il costruire a un certo punto megaletoscopi, anfteroscopi, e l'anfteroscopio viene sottoposto a un brevetto, ma non il megaletoscopio, è lecito. Benissimo. E
Dopo una complicata perizia, e di cui non ne abbiamo trovata traccia perché l'Archivio di Stato non riusciamo a capire dove sia, ma ci deve essere, perché i fascicoli dei processi sono conservati, sono tuttora conservati. A un certo punto sono conservati a un certo punto vanno tutti presso l'Archivio di Stato. È possibile che non ci sia un fascicolo del processo del 1880? Assolutamente no. C'è in qualche parte. Ci sarà la sentenza, che però abbiamo, ma ci sarà quindi tutto. E se lo troviamo avremo la perizia, la prima perizia, perché ce ne sono due, sull'aletoscopio. Allora, cosa fa Naia? Naia dice no, momento, qui c'è qualcosa che non va. Che cos'è questo qualcosa che non va? Prima di tutto il problema della decadenza del brevetto. Se è decaduto, punto e basta. Benissimo. E poi un altro spunto, che è uno spunto molto complicato, ma è molto bello, sul fatto se aletoscopio, megaletoscopio e anfteroscopio siano o no la stessa macchina. O meglio, se l'idea e la descrizione iniziale del brevetto che cosa contiene e che cosa non contiene, perché questo è un principio di diritto industriale. Cioè quando uno fa un brevetto deve dargli la descrizione anche col disegno. Benissimo, quello è. La Corte d'Appello di Venezia a un certo punto dà ragione a Naia. Perché? Perché intanto sul fatto della costruzione, della decadenza dal brevetto. Dice, è decaduto, è inutile che andiamo a parlarci sopra. Non è stato rinnovato, punto, non è stato rinnovato. Ma non solo. Sul secondo punto dice che alla fine, ben esaminate le perizie, si capisce che aletoscopio, megaletoscopio e anfteroscopio sono la stessa macchina. C'è solo una piccola differenza che è quella della lampada. Ecco, della lampada che cosa? Che magari Carlo vi dirà come era costruito questo aletoscopio di questa lampada. Ma alla fine, alla fine che cosa succede? Succede una cosa molto semplice, che cosa costruiva Naia? Aletoscopi. Benissimo, il decreto era decaduto e quindi poteva costruire aletoscopi. Ha costruito megaletoscopi? No. Ha costruito anfteroscopi? No. Ecco, questa è la causa questa è, detta in termini molto sintetici, perché in termini tecnici sono assolutamente complicati. Anche perché non è che loro abbiano in mente che cos'è il megaletoscopio. Ecco. Però dall'altra parte, a un certo punto la domanda è un'altra la domanda che bisogna farsi. È perché a un certo punto Ponti non abbia proseguito questa causa. Secondo me il motivo è tecnologico, perché siamo arrivati quasi al 1875 e ci stiamo istradando verso un'altra tecnica della fotografia. Cioè questi macchinari, questo aletoscopio con macchinario Carlo grande così, pesantissimo, che serviva per vedere delle cose, non valeva più la pena di essere prodotto. Devo dire che qui l'unica cosa che mi dispiace non ho trovato la conclusionale dell'avvocato Pascolato, che era a Firenze e me l'hanno data non disponibile, perché si poteva avere degli altri spunti e adesso finisco subito. Le altre due cose di cui vi dico è un furto che Alessandro ha trovato, di un furto di fotografie nello stabilimento Naia. Cioè, a un fotografo che rubano se a me rubano delle fotografie, io vado in solluchero, perché vuol dire che le mie fotografie che sono bravissimo, che sono un grande fotografo, che sono un grande comunicatore, che hanno valore. Bene, c'è un episodio descritto in un piccolo articolo dalla parte di una di quelle gazzette venete che c'era, in cui parlano di questo furto e poi della condanna a un certo punto di questi tre ladri. Tutto questo ve lo potete andare a leggere nei particolari, perché le cose sono abbastanza complicate, ma sono interessanti, perché a un certo punto ho cercato di sintetizzare un po' quelle che sono le questioni. L'unica parte, e lascio la parola a Carlo e poi andiamo di là, è quello sulle ricerche che io e Alessandro abbiamo fatto in cimitero a Venezia San Michele. L'abbiamo percorso tutto, almeno 2 o 3 volte, e abbiamo trovato Bertoia, abbiamo trovato Vianelli, abbiamo trovato Sorgato, Contarini, Böhm, Osvaldo, Ongania,
Non abbiamo trovato la tomba dell'avvocato Pascolato, non ho trovato la tomba dell'avvocato Bizio. Non so perché. E anche Ponti non c'è. E neanche la tomba di Ponti, che deve essere in quello che è in un luogo pubblico. Io mi zittisco e do la parola a Carlo. Allora, brevissimamente, grazie Massimo. E ripeto, è difficile, se si fa una cosa scritta è difficile descriverla, quindi dovete leggerla. E quindi, ripeto, mal che vada, sito archiviocarlomontanaro.it, ve lo sfogliate, vedete anche di questo megalitoscopio, che in realtà a litoscopio Naia c'è traccia, ovviamente l'ultimo elemento delle 103 immagini che sono nella mostra, sono le ultime 2, quindi dopo la potete vedere. Quindi in realtà la cosa che non avevo detto è che è l'ultima, la prima e l'ultima, anche in questo caso, l'ultima immagine del percorso espositivo, ma sarebbe la prima in ordine cronologico, invece è del 1865 e Naia, grazie a una protezione di un nobile Grimani, a Padova è riuscito ad avere l'esclusiva per fotografare gli affreschi della Cappella degli Scrovegni. E questo ha fatto nascere un pochino il suo sganciarsi da il lavoro fatto insieme a Ponti inizialmente, e da lì è partita anche la sua autonomia. E c'è una di queste immagini è nella mostra. Quindi credo che il percorso espositivo della mostra riesca un pochino a rientrare nelle cose che abbiamo detto. Ringraziandovi molto ovviamente della presenza, non so se da parte dell'istituto adesso sia da spiegare, lì si può entrare 20 alla volta, credo che quelli che sono nella lista non devono essere nuovamente Ida, cioè, monitorati, quindi magari aspettate, man mano che uno esce l'altro poi entra. Insomma, il virus questo ci costringe a fare, siete stati fin troppo bravi e buoni, vi ringraziamo. Io personalmente sono anche, se posso dire, è meglio non prendermi adesso la temperatura, che magari anch'io sono più emozionato di prima, nel senso che è stata una cosa che, ringraziando molto Alessandro e Massimo, è importante, credo, di aver fatto. Mi permetto un'unica ammonata, perché chiaramente io sono sempre che lavoro con la testa. Pensate che il diritto cinematografico, quando nasce il cinema e copiano dappertutto continuamente, e la pirateria continua tuttora, sappiamo benissimo che è una cosa assolutamente che non si fermerà mai, ma in realtà la prima legge in America seria contro la pirateria cinematografica è stata quella di stampare delle copie dei film sulla carta, perché essendoci già una tutela della fotografia, si diceva che era una fotografia lunga tot metri e composta da tot immagini. E quindi la prima tutela del cinema delle immagini in movimento parte dalla prima idea di tutela americana dell'immagine fissa su carta. Quindi ogni volta bisognerebbe ricominciare da capo. Io da piccolo prendevo le botte perché smontavo tutto quello che mi davano in mano, mi piaceva sempre sapere come funzionavano le cose, e credo che nella storia, al di là dell'estetica che adesso vedremo nella bellezza delle fotografie, in realtà conoscere anche questi meccanismi interni, al di là forse del pseudo pettegolezzo o del divertimento o del giallo o della bigamia o non si sa che cosa, direi che mettere le cose a posto sulle persone che hanno segnato nella storia della civiltà un elemento importante, nella fattispecie la fotografia, forse vale la pena, e quindi credo che andremo avanti, è vero? Andremo avanti sicuramente, ecco. Perché ci siamo fermati, perché altrimenti viene un volume così, vero Carlo? A un certo punto, non so, ci sarebbe da dire, da scrivere molto. Allora, più. a Però disposizione... una persona, una seconda puntata, ci stiamo pensando. Allora, una seconda puntata anche delle immagini, quando faremo le immagini che si muovono con i veneziani che corre. Invece andiamo di là a vedere la mostra, 20, ripeto, alla volta, e quelli che sono in lista non devono riprendere il